Ore 5:30. Da ognuna delle 7 province venete partono mezzi e uomini della Protezione Civile regionale per portare aiuto e soccorso alle popolazioni colpite dall'alluvione che ha causato molti danni e diversi morti nelle Marche. Direzione Senigallia. La città è irriconoscibile, le strade sono completamente ricoperte di fango, nei muri delle case si vede il livello dell'acqua che in alcuni punti ha superato abbondantemente il metro d'altezza. Lungo le vie sono ammassate migliaia di tonnellate di materiale che l'esondazione ha distrutto, mentre alcuni garage sono ancora allagati. Poco dopo mezzogiorno sono diversi gli uomini e i mezzi della Protezione Civile del Veneto presenti in città, coordinati da 2 funzionari regionali, in costante contatto anche con l'assessore regionale Giampaolo Bottaccinga. In questi giorni abbiamo 60 operativi, in arrivo altri 7 integrati da componenti dei consorzi di bonifica più alcuni funzionari. I mezzi sono attualmente 27, verranno integrati con altri 3 mezzi in arrivo oggi. Le attività su cui siamo impegnati sono sostanzialmente attività di pulizia, smassamento materiale ingombrante, masserizie che vengono portate fuori dagli edifici. Per questo siamo strutturati con mezzi di carico, con cassoni ribaltabili, mezzi in movimento terra medi e leggeri per poterci muovere all'interno delle strade strette. Mezzi di spazzamento strade e moduli ad alta pressione per completare la pulizia. L'attività quotidiana si svolge sostanzialmente, noi abbiamo una zona assegnata dal centro operativo comunale che quotidianamente monitora lo stato dell'arte alla mattina e al tardo pomeriggio e al quale evidenziamo le eventuali criticità che non siamo in grado di far fronte con i mezzi a nostra disposizione. Siamo fortunatamente assistiti dal tempo, anche se alla mattina un po' piove, però sia ieri che oggi buone giornate. Direi l'attività procede abbastanza spedita, ovviamente ci sono problemi legati al congestionamento della viabilità, legata alla difficoltà di percorrenza e al contemporaneo afflusso di mezzi, molti dei quali pesanti, che ovviamente hanno delle limitazioni nella circolazione in un contesto di questo tipo. Per noi professionisti significa fare il nostro lavoro e ovviamente mettendoci anche un po' di cuore. Ovviamente per i volontari significa tanto, perché danno un senso all'impegno quotidiano che anche in condizioni di non emergenza per tutto l'anno danno, e quindi il tempo che dedicano in attività di formazione poi si concretizza in questi momenti, e i grazie delle persone, dei residenti vogliono dire molto.